col piano neve a che punto siamo? Ma abbiamo terminato le consultazioni, l'illustrazione meglio del piano nelle 3 province montane. Siamo stati a Belluno, siamo stati a Verona, siamo stati in provincia di Vicenza. Abbiamo illustrato il piano, abbiamo raccolto già delle prime osservazioni, abbiamo sollecitato tutti i soggetti interessati a presentare le osservazioni entro il 26 di gennaio. So già che molti enti locali, molte società di impianti di risalita si sono messi in contatto con i nostri uffici. Noi pensiamo di poter esaminare le osservazioni entro il 10 di febbraio e portare la delibera per l'approvazione definitiva entro la fine di febbraio. Avremo questo piano di settore monotematico che si inserisce parallelamente anche il disegno di legge sulla montagna, si inserisce nel piano territoriale regionale di coordinamento e nel piano di sviluppo regionale. È uno strumento che permetterà quindi di organizzare, pianificando in tutta la montagna veneta, l'adeguamento, il rilancio, l'ammodernamento, alcuni nuovi collegamenti vitali, fondamentali per l'economia locale. Penso ad esempio a questa grande opportunità che per la prima volta ci viene data perché la provincia di Bolzano, attraverso gli impiantisti della parte alta della Pusteria, chiedono con forza il collegamento con Comelico Superiore, con gli impianti di Padova attraverso Monte Croce Comelico, ed è una novità rispetto ad un atteggiamento che fino a qualche anno fa era di assoluta chiusura nel collegarsi con l'impiantistica veneta.